Presidente, questo è il circo più antico della Sicilia, è stato oggi un momento di festa, di gioia per tutto il paese. Siamo qua tutti riuniti per gioire per questa seconda stella dell'Inter. Ripeto, è un momento di festa per la città di Raffadale. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della seconda stella e quindi dico, è un piacere che questi eventi vengono sponsorizzati e pubblicizzati, così i ragazzi si disciolgono dall'attenzione di altre cose e quindi dico, hanno modo anche di festeggiare qui tutti uniti assieme alle vecchie glorie dell'Inter Club storico. A fare foto! C'è un cuore che ci lega, non c'è né Raffadali né Agrigento, c'è la fede da sempre per la nostra amata. Raffadale è il circolo più antico della Sicilia, come tu sai, è il primo circolo che è nato in Sicilia e quindi raffadalesi abbiamo una tradizione con l'Inter ed è giusto che festeggiamo a Raffadale. Oggi qua non ci sono solo i raffadalesi, ci sono gente dei paesi vicinori, come tu vedi ci sono gente dei paesi vicinori, la festa continuerà anche dopo, è un momento di felicità, un momento di coesione per stare assieme con tutti, anche in virtù dei problemi che affliggono oggi la nostra società. È stata una squadra che ha meritato di vincere il campionato e quindi anche chi non è interista doveva venire a festeggiare qua in Piazza Progresso in un interclub storico che merita la partecipazione di tutta la comunità del Raffadale. Per oggi dobbiamo dire tutti forza Inter, viva Inter!